Gettano il cagnolino dal finestrino dell'auto lungo la A4, proprio come buttar fuori un mozzicone di sigaretta, e caccia in tutto il Veneto agli autori dell'infame gesto. Una scena ignobile segnalata alla polstrada da alcuni automobilisti che hanno notato nell'area di servizio Limenella una BMW rossa con targa romena in sosta. Improvvisamente uno degli occupanti ha lanciato l'animaletto sull'asfalto e la vettura è partita a folle velocità diretta verso Venezia. Sono stati proprio gli automobilisti che sono scesi dalle loro macchine, hanno scavalcato il guardrail e sono riusciti a recuperare il cane che era scappato spaventato in un campo confinante con le corsie di marcia, col rischio non solo di venire travolto ma anche di creare incidenti lungo la trafficatissima arteria. Nel frattempo la sala operativa della Polizia Stradale ha diramato la ricerca alle altre forze di polizia e alle sale operative delle autostrade limitrofe a Padova. Gli agenti hanno preso in carico il cane e affidato al servizio veterinario dell'ULSS 6. I responsabili devono rispondere di abbandono e maltrattamento di animali.